Giovanni Impastato come fratello di Peppino. Dunque, è chiaro un po' a tutti, avete visto un po' anche il film, I 100 Passi, voi conoscete molto, è la storia di Peppino. È chiaro che la nostra era una famiglia di origine mafiosa e per noi la mafia era qualcosa, nel periodo dell'infanzia, era qualcosa di positivo e non ci faceva mancare nulla. Cioè queste figure, diciamo, carismatiche, per noi erano delle figure molto protettive. Però Peppino, piano piano, inizia a sviluppare la sua coscienza critica forte contro la mafia e il suo impegno e la sua attività parte appunto a metà degli anni 60. E Peppino possiamo dire che era, diciamo, l'erede di questo grande movimento contadino perché anche lui ha sposato la causa delle battaglie sociali. L'abbiamo visto anche nel film, se voi ricordate, quando lui blocca le ruspe, porta avanti quell'azione di disobbedienza civile che blocca le ruspe, sta a fianco ai contadini di Punta Raisi che lottavano contro l'esproprio dei terreni per la costruzione della terza pista. Però Peppino lo possiamo anche definire, e qui nel libro viene fuori abbastanza bene, lo possiamo definire il pioniere della nuova fase di lotta, perché lui, nell'impegno di lotta contro la mafia, è riuscito a inventarsi metodi nuovi, è riuscito a bloccare grossi progetti di speculazione ed ha scoperto anche un'arma micidiale che è l'arma dell'ironia, le famose trasmissioni Onda Pazza, dove con quella trasmissione veramente è riuscito a mettere in crisi i mafiosi. Questi uomini potenti, questi mostri sacri intoccabili, lui li ha ridicolizzati al massimo e nello stesso tempo è riuscito a far ridere tutto il paese alle loro spalle. Cioè pensate un po', per la mafia in quegli anni non era una cosa di poco conto. Tutta la vicenda giudiziaria di Peppino Impastato ha dimostrato con chiarezza che in questo paese purtroppo non c'è stata legalità. Perché vedete, subito dopo, quando noi abbiamo fatto le prime denunce, quando noi abbiamo presentato il primo esposto alla Procura della Repubblica di Palermo, indicando con nomi e cognomi presunti mandanti di quel delitto, non siamo stati affatto ripagati. Nel libro viene fuori bene, io posso considerarla anche una denuncia molto forte. Buona parte di quelle persone che si dovevano schierare dalla nostra parte si sono schierati dalla parte opposta. Cioè, non siamo riusciti ad arrivare a risolvere questo caso giudiziario perché ci sono stati dei depistaggi. Tutto questo viene ripreso dopo tanti anni dalla Commissione Antimafia che elabora quella famosa relazione sul depistaggio sul caso Impastato. Cioè, mio padre era un mafioso, ha ripudiato il figlio, lo ha buttato fuori di casa perché Peppino veniva considerato un comunista, diciamo, un eretico, perché parlava male degli amici del padre. Bene, però vedete, dopo tutti questi conflitti, dopo questo dramma umano che abbiamo vissuto all'interno della famiglia, Peppino che non intendeva smettere in nessun modo, è successo proprio questo, che mio padre lo ha buttato fuori di casa, cioè periodicamente veniva buttato fuori di casa, però, e giustamente è stato detto poco fa, quando quest'uomo, proprio alla fine, ha saputo che Badalamenti aveva deciso la sua condanna a morte, lui da mafioso che cosa fa? Diciamo forse da uomo, non tanto da mafioso, scappa, va negli Stati Uniti in cerca di protezione per il figlio.
un rapporto difficile di comunicazione dovuto anche alla differenza di età. Io avevo 5 anni in meno, cioè diciamo c'era di tutto, anche fisicamente ci somigliavamo pochissimo con Peppino. Io condividevo in pieno le sue idee, le sue scelte, però spesse volte non approvavo i metodi di scontro diretto con la mafia perché avevo anche paura, perché non ho avuto mai la sua sensibilità. Ma vedete, non sarebbe giusto dire che tutto è rimasto come prima, cioè non sarebbe generoso anche nei confronti di tante persone che nella società civile sono impegnati in questa difficile battaglia. Ecco, noi siamo stati presenti, non soltanto il nostro impegno non è stato solo finalizzato esclusivamente alla figura di Peppino, abbiamo fatto un lavoro di memoria, un lavoro di analisi, ma soprattutto anche un lavoro di ricerca per l'assassino di Peppino come mandante. E quella casa, dopo che hanno ucciso Peppino, è stata un anno aperta. Poi, dopo qualche anno, ripeto, quella casa non si è più aperta. È stata chiusa per sempre. La nostra casa invece era piena di giovani, di ragazzi. E guarda caso, a proposito di impegno antimafia, vedete che fra qualche mese siamo proprio noi che andiamo ad aprire quella casa, perché quella casa è stata confiscata, cioè c'è la sentenza in Cassazione della confisca definitiva ed è stata assegnata a noi, perché dobbiamo completamente sconfiggere la rassegnazione, perché io sono convinto che ce la possiamo fare. Grazie.